Oggi degustiamo uno dei migliori toccai macerati che io conosca, ovvero il Badie 2020, annata 2020, dell'azienda agricola Sassocorno. Come vedete, io preparo sempre, quando faccio prove nuove, diverse tipologie di calici. Questo qua è un Riedel Performance Chardonnay, poi abbiamo un Riedel Extreme Chardonnay, Riedel Extreme Pinot Noir e Riedel Extreme Riesling. Allora, come vi ho detto, stiamo assaggiando il Badie di Sassocorno. Abbiamo fatto una verticale, con una visita in azienda che ho organizzato a metà luglio, non ne ho mai parlato, abbiamo bevuto tutte le annate prodotte, anche quelle in affinamento. Il Badie è un Tokai che macera, viene da vigne vecchie di oltre 90 anni, siamo appena sotto l'abbazia di Rosazzo, macera in botti di acacia da 15 ettolitri per circa, non so, 2 anni, 1 anno e mezzo, ora il tempo preciso non lo ricordo. Poi viene imbottigliato e sto a riposare in bottiglia. Come detto, io sono un po' un maniaco dei calici, sto provando la degustazione in vari calici. Sentiamo com'è il naso. Proviamo tutti. Il naso più espressivo, molto più floreale, con un po' di frutta secca e sicuramente il bicchiere da Chardonnay. Qua sul bicchiere da Riesling, diciamo, Riesling Sauvignon, esce molto di più l'alcol. E al palato spinge molto sull'acidità. Questo è il secondo miglior calice secondo me. È un calice a pino nero, questa è la stessa serie, questo è quello da Chardonnay, consigliato questo è quello per il pino nero. Questo, con me, questo qua è molto interessante. Il palato è più rotondo, più morbido, più avvolgente. Oggi per la prima volta non ho voluto provare il calice di Grabner. Di solito so benissimo che con i macerati una delle soluzioni migliori è la coppa di Osco Grabner. Ecco, questo non rende al naso, però al palato è quello che in questo momento rende di più. Dove esce una bellissima profondità, è pieno ma è anche profondo, bello verticale. Acidità equilibrata, bello. Tokai che è aperto da un paio d'ore, anzi un po' di d'ore, un paio di sera, quindi ha avuto tempo di ossigenarsi, prendere ossigeno, adattarsi, perché secondo me è un vino che ha sempre bisogno di un paio d'ore per dare il massimo, essendo da viti vecchi, essendo macerato, tutta una serie di caratteristiche. E questo calice è meglio ancora di questo, quindi oggi scegliamo questo calice per degustare questo Tokai, questo li vedremo dopo. Quindi Riedel Performance Chardonnay, il naso è molto complesso, come ho detto, frutta secca, frutta matura, albicocca, pesca, molta frutta, pasta gialla, qualche sentore floreale anche di gelsomino, magari verso l'essiccazione. Come detto, la freschezza, bellissima freschezza, buona profondità, ottima la persistenza, bello pieno, un Tokai godurioso, un gran Tokai. Nel mondo macerati sicuramente il Badie di Sassocorno dice la sua. Secondo me Sassocorno, Badie, Verduzzo e Quar sono i vini migliori. A parere mio, degustazione mia. Conosco un po' abbastanza le aziende, bevo abbastanza spesso i vini. La prossima volta degusteremo il Quar, che è il rosso che arriva da viti vecchi. Vi auguro buona serata e cin cin!